c'era sto vecchieretto, no? Novantenne circa, novantenne. Io hanno preso alla chiesa, se ne vado al suo parroco, dice padre, mi devo confessare. Ma ti ho confessato, Romina Cascosso, no, è una cosa pesante, una cosa che ho nel cuore, un peso che ho nel cuore da 75 anni. Dice, quando? Dice, 75 anni, padre, dice, io ho bisogno di levarmi questo peso dalla coscienza, va. Dice, ma che fu? Dice, padre, dice, io durante la seconda guerra mondiale, in casa mia, ho nascosto un ebreo. Che cosa c'è che di male? Come? Hai salvato una vita, una cosa brutta, anzi hai fatto il tuo dovere in quel momento di guerra. Scusa, salvare una vita, come dice il detto famoso, chi salva una vita salva il mondo intero. No, scusami, questa è una cosa che hai fatto, bravo, no, ma non è questo il problema. Qual è il problema? C'è che io, per salvare a questo ebreo ci ho domandato soldi, vai, ogni settimana soldi. E va bene, avanti, sei stato venale, però il contesto era chiaro, c'era la guerra, l'importante è che hai salvato una vita. Come dice il detto, chi salva una vita, salva il mondo intero. Era una sorta di ricompensa, assolutamente, una piccola no. ricompensa. No, padre, ma non è questo il problema. no, Ma qual è? era un altro. Il problema è, ma secondo lei io, chiesto, ce lei a dire che la guerra finì oppure no?